Buongiorno. Buongiorno a tutti da Sportissimo Channel con chi? Con chi? Ah, con questo signore qua, l'hai visto? E niente, siamo qua. Siamo qua dove? Perché Sì. già... Dove siamo? Aspetta. Dove siamo Ma sì, qua? è facile, dai. Aspetta. Dove siamo? Vabbè, Dai, non importa, la non cornice importa. del parco... Parco Galvani. Parco Ro. Parco? Rota. È rotto questo parco. Va bene, ragazzi. No, rotto è il Napoli. È rotto il Napoli. Iniziamo bene con la Lazio anche quest'anno, vabbè. meritatamente ha vinto la Lazio. vabbè. E quindi? E quindi è l'anno del Milan, lo diciamo Porca soprattutto miseria. per quelli... Per che- il Luca, che per il seguono. buon Andrea. Esatto. Amici milanisti, toccatevi perché qua sono due gufi incredibili. Io non Lui no, Io no. Io no. Non guferei mai. Però assolutamente. intanto arrivano buone notizie dall'America, diciamolo subito perché bisogna fare Arrivano complimenti. buonissime notizie del tennis. Dagli US Open, mi sembra. Esatto, abbiamo US? Arnaldi che batte il numero 16 del Arnautovic? Arnaldi, smettila, che Sa niente di tennis, che batte l'inglese Norrie. 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 In 3 set facili addirittura, ho visto la partita, un dominio assoluto con numeri da grandissimo campione. E poi un po' più in giù in serata Sinner 4-7. in 4-7 batte un Wawrinka, come avevo detto io, non sarà Stanislav. Un'avventura. non sarà un'avventura, avevo detto comunque che sarebbe stata un pochino più dura. Nel secondo set Wawrinka aveva fatto un mega set, un set incredibile, però è chiaro che data l'età non avrebbe potuto resistere per più di 4-7. E adesso 2 quarti, 2 ottavi molto... La Bronzetti invece, la Bronzetti. aspetta un Aspetta un attimo, attimo, se no non perde il filo, purtroppo dai. era 4-2 al terzo set in vantaggio, palla per il 5-2, poi non so cosa sia successo naturalmente, ed ha Mannaggia. perso 6-4 al terzo set, un vero peccato. Comunque complimenti anche a lei, le facciamo i complimenti, Brava, perché naturalmente è brava stata Lucia. bravissima lo stesso. Adesso abbiamo Alcaraz contro Arnaldi, partita naturalmente insalitissima per il nostro Arnaldi, però arrivare lì è già una bella roba, no? Credo Voglio che dire. sia sotto il numero 50 del mondo, 47 Adesso arriva al 47, però è chiaro che tutto dipenderà Speriamo molto da questa possa partita. fare il miracolo. Però non credo, ecco. E E poi, dopodiché abbiamo Zverev contro Sinner. e poi chi vince dai due Ma- si incontrerà proprio contro o Alcaraz. Max, tu che sei esperto, quanto potrebbe essere possibile un quarto di finale Arnaldi-Sinner? Guardate, non prendetevela male, ma credo che abbiamo delle percentuali molto basse. Posso dire Ma non un perché- 5%? Ma no, sì, poi anche zero, ma ti spiego, zero no, dai. spiego la motivazione. In questo momento Arnaldi è stato bravissimo, è arrivato lì e tutto quello che volete, però pensare che possa battere Alcaraz, allora ragazzi, vuol dire che qua abbiamo trovato il campionissimissimo. comunque deve fare ancora questa il esperienza. tennis È già arrivato lì. si parte da 0-0. Certamente, però c'è da dire che Palla al centro. Alcaraz Bravo. magari potrebbe anche Fa la miracolosamente strappargli un set, ma non credo che possa riuscire. Però io dico, semplicemente noi tifiamo, è ovvio, perché per noi se riuscisse a farcela sarebbe una roba bellissima, però credo che Alcaraz sarà dura anche per Sinner incontrarlo, voglio dire. Per cui tanto bisogna battere Zverev, e non è facile, perché questo è un buon Zverev. È ritornato in buonissima forma dopo, diciamo... dopo Un po' che di peripezie. dopo che ha perso il primo turno a Toronto, ma ha fatto una buonissima semifinale a Cincinnati, per cui è tornato un buon Zverev, ed era ritornato anche alla vittoria di un 500, perché ad Amburgo ha vinto lui quest'anno, quindi voglio dire è ritornato in buonissima forma, quindi per Sinner non sarà una passeggiata, anzi partita che la prevedo addirittura forse al quinto set, però magari mi sbaglierò. E poi invece per il femminile ti segnalo un ottavo molto interessante tra la Wozniacki e la Goff. Allora sì, questo però c'è da dire che la Goff è in una forma strepitosa, difficilissima da incontrare. La Wozniacki, pur avendo fatto grandissimi risultati fino a questo momento, perché chi se l'aspettava che tornasse in questa maniera, ricordiamo che comunque ha 33 anni suonati, però 33 anni sei giovanissimo. sì, certamente, però comunque rispetto alla Goff che ne ha 20 e qualcosa, direi che in questo momento, almeno da quel punto di vista della resistenza, sicuramente è avvantaggiata. Io ti dico 60-40, per me dovrebbe vincere la Goff, però insomma il campo come sempre deve darci la sentenza Inquadra ufficiale. David, così ci questo ecco, il illustra signore sui qua. motori. Sui motori, beh, oggi Formula 1. Formula 1 oggi
Chi ha fatto la pole? Finalmente hanno fatto la pole Ferrari di Carlos Sainz, secondo Max Verstappen, terzo Charlito Leclerc. Bravo Charles, e adesso in gara speriamo che... E le moto? moto... Gara sprint. Gara sprint, Vignales primo. Ha vinto, come si chiama? Chi ha vinto, Max? Secondo Bagnaia e terzo Vignales. Spargarò primo. Spargarò della Aprilia. Perché mi guardi in quel modo lì? No, non guardo, Espargaro. Escargot. Ma nel calcio cosa è successo? Il calcio l'avevano detto in apertura. Nell'apertura dell'Atalanta l'hai detto che l'ha vinto 3-0. No, Atalanta, io ti devo dire doppietta di Scamacca. Io posso dirti che ho azzeccato il pareggio tra Udinese e Frosinone. Ma allora, 0-0. Fabian. Allora, Fabian. cominciamo dalle 18:30. Guarda in camera. Guarda in camera. Dalle 18:30 cominciamo. Cosa è successo alle 18:30? Non da letto, camera qua. Perché sono venuto fuori stamattina? Ditemi il perché sono venuto fuori. Perché c'è il mercatino, andate al mercatino. Ecco. Alle 18:30 Udinese e Frosinone 0-0 con 2 gol annullati, uno all'Udinese e uno al Frosinone col VAR. Quando gli fa comodo nulla. Ecco. E dopo invece Atalanta, il Bologna ha vinto con gol di Fabian, come diceva Max. E dopo alla sera l'Atalanta facile sul Monza 3-0. Sul Monza 3-0, doppietta di Scamacca e gol di Ederson. Il Monza è in Brianza. Il Monza in Brianza. Madonna santa. E dopo cosa è successo? E dopo che il Napoli ha meritatamente perso con la Lazio. Ecco, il Napoli. Giusto. Bisogna essere onesti. Vabbè, ricordiamo però che anche l'anno scorso aveva perso contro la Lazio in casa. Sì, poi è andata a finire in un certo modo. Esatto, per cui non è detto. L'importante è andare bene in Champions League, portare a casa dei soldini che servono. Oggi ci sarà anche l'Inter. Sì, abbiamo visto il buon Toni che ci dice sempre che mettiamo 2 all'Inter se gioca in trasferta o 1 se gioca in casa, ma oggi con la Fiorentina, anche la Fiorentina stanca dalle fatiche di Conference League. Esatto, comunque vedo tanta gente collegata. Siamo proprio... Sì. Beh, oggi record, si vede che la domenica invece di andare al mare, forse l'orario, no? Ti svegli con il caffè, no? Vabbè, intanto salutiamo Fabio del Canada che speriamo di vedere. Fabio. Ciao Fabio. Dai, se no vieni qua, mannaggia. E poi tra poco, sono le 9:28. Ecco. Tra pochissimo, mezz'ora, c'è Italia-Porto Rico. Io pensavo Italia Got Talent, scusa. No, Italia Got Talent è su Disney, scusa. Disney Plus. Disney che? No. Disney che? Disney Plus. Disney Plus. Ma no, sull'8. Adesso l'hanno portato su Disney Plus, mi sembra. No? Italia-Porto Rico di basket. Sì, Italia-Porto Se Rico. vinciamo, becchiamo o gli USA o... No, dipende dalle risultati. Sicuro? Non litigate. Dipende Tanto pensiamo di vincere. Esatto, intanto battiamo il Porto Rico. Esatto. E poi vedremo. È vero. E poi il Porto a Rico. Poi c'è la MotoGP con la gara vera e propria in pole. MotoGP! Esatto. O GP Moto. GP Moto, va bene. GP Moto. Chi è in pole sempre Pecco Bagnaia, no? Perché finché non piove lui è sempre lì. Esatto. Pecco. E invece c'è anche il Gran Premio di Monza con la pole di Sainz che diceva Davide, che ora è alle 3. Alle 3. Alle 15. Ma di Monza, com'era Monza? Monza si dice, Monza. E si vede che gli è rimasta la Z. Appunto. Dimmi. E poi cosa c'è? E c'è, il volley. la pallavolo con la finale terzo posto, Italia-Olanda, e domani giocano gli uomini. Italia-Olanda per le ragazze. Sì, peccato. Poi cosa vi devo dire? Che ho visto l'atletica, c'era ieri la Golden League con solo settimo Marcia Jacobs. Ha corso poco dopo i 10, quindi ancora deve un po' fare rodaggio nelle gare dei 100 metri. Speriamo per Parigi. Sì. Italia-Porto Rico tra 30 minuti. 30 minuti, infatti vedi che abbiamo l'avviso. È successo anche che è arrivato quarto il campione del mondo di salto in alto, Jimbo Tamberi. No dai. Sì. Ma dai. Sì, Max. Ragazzi, questi Golden Gala. No, Golden Gala. Vabbè, cos'era? Golden League. Golden League, non Golden Gala. Gala è a Roma. Golden League. Dove c'è Andrea? Sì. Che sarà a dormire, Andrea? Perché dove che sia. Cosa conta? Questo o quello di prima?
Non conta niente. Ah, non conta niente. Non conta niente. Bene, diciamo che abbiamo detto tutto, mi pare, perché calcio l'abbiamo detto, anche se c'è da dire forse della Premier, 5-1, volevo dire io, tripleta di Haaland. Adesso metto le vesti di uno che è serio. Sì, vai. Tac. Tennis, No, volevo semplicemente dire che tutti quelli che stanno, diciamo, la novità. trattando male, stanno trattando male Berrettini perché non è in grado, non riesce a giocare bene, si infortunia spesso e tutto. Io vorrei capire, ma voi siete mai arrivati in finale a Wimbledon? Avete mai fatto finali agli Australian Open e a New York? O semifinali, intendo dire. Quindi, e avete vinto 7 titoli dell'ATP? No, quindi non parlate a vanvera, ok? Sicuramente sta passando un momento non positivo, ma da qua a dire che non ha talento, speriamo in una pronta guarigione, questo è il problema alla forza Matteo, e speriamo che non sia niente di grave e tornerà più forte di prima, e se non lo fa comunque ha fatto qualcosa di straordinario nella sua carriera, quindi dire delle cose che non sono per l'invidia per la prima volta ti do ragione, per la prima volta. Quindi bene, però c'è la novità da dire, l'abbiamo promozionata ieri. Tu non ci sei, via, no, infatti, via. L'abbiamo promozionata ieri, ringraziamo i Falchetti e il suo presidente, il loro presidente Pietro, per averci dato la possibilità di seguire da vicino le loro gare casalinghe, quindi quest'anno Calcio 5 entrerà a far parte di Sportissimo Channel. Con questi due qua. Esatto, l'abbiamo ogni già tanto fatto. Si potrebbe vedere. No, non si può vedere. Ma se non parla in società, in associazione, scusate. Non è capace. Comunque, chi altro vuole, chi ci volesse, noi siamo, siamo disponibili. Ragazzi, quest'anno c'è il calcio a 5, c'è. Guarda, inquadralo. Lui, c'è calcio a 5. Raccontaci un po' cosa succede. Quest'anno ci sarà un bel campionato, sì. Campionato? Che campionato? Serie A. Voi dovete seguire la Serie A. E la serie, anche quella B o C. Allora, siccome non ha capito niente questo, noi seguiteci, seguiteci e seguiteci. E adesso andiamo a vedere Italia-Porto Rico. Porto Rico-Italia. Porto Rico-Italia, va bene, sì. O Italia-Porto Rico. Con Dattome e Melli. Io spero una cosa, di non vedere più scritto al TG2 Simone Pontecchio. Perché veramente non potete sbagliarmi, dai. Sì, bellissimo. Simone Fontecchio, tutto attaccato come dicono quelli della Utah Jazz. Dai ragazzi, no, evidentemente quello che scriveva era comandato dalla destra. Bene ragazzi, non ho detto niente, ci vediamo presto. No. Che ho detto? No. Che ho detto? Perché devi dire? È vero, ormai li hanno mandati via tutti quelli della Li hanno mandati via tutti, sono stati via tutti, no? È vero? Ciao. Buona domenica. Ciao. Buona domenica. Forza Ciao. Azzurri. È brutto. Forza Ital Basket.